Buongiorno carissimi, ci troviamo sulla A19, oggi è sabato 17 giugno del 2017, stiamo andando a Catania, in macchina come avete visto abbiamo il nostro professor Massimo Costa, presidente di Siciliani Liberi, Enzo Cassata, cofondatore, e il nostro attivista Roberto Di Giovanni. Benissimo. E anche il nostro autista oggi. Grazie Roberto. Da Roberto. Presidente, stiamo andando a Catania perché? Stiamo andando a Catania per spiegare ad un pubblico potenzialmente e preferibilmente di imprenditori in che cosa consiste il nostro progetto politico-economico di zona economica speciale. Quindi è una conferenza di presentazione del progetto della zona economica speciale per la Sicilia. È importantissimo, forse dovremmo spiegarlo meglio perché alcuni non sanno veramente che cosa vuol dire zona economica speciale. Sì, è molto importante anche perché da quando l'abbiamo lanciato assistiamo ad un proliferare di tentativi di imitazione, soprattutto da parte del Partito Democratico, che se fossero buoni alla fine ci vedrebbero contenti. Il punto è che i progetti governativi di zona economica speciale sono dei progetti limitati a delle piccolissime aree, dei porti, dei magazzini, dei depositi, a beneficio esclusivo di investitori esterni. Il nostro invece è un progetto molto più radicale che punta a costituire in zona economica speciale l'intero territorio della regione siciliana, dando finalmente così attuazione alle parti più significative del suo statuto, che proprio per questo non sono state attuate sino ad ora, e dando attuazione anche ad alcune parti del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea che garantiscono alle isole un trattamento di maggior favore per vincere la loro marginalità strutturale. Ricordo ai nostri ascoltatori che le zone economiche speciali sono zone di uno Stato in cui vigono regole commerciali, fiscali, doganali e finanziarie diverse rispetto al resto del Paese, proprio per favorire l'insediamento produttivo, per favorire lo sviluppo, l'impresa e l'occupazione, cioè cose di cui la Sicilia ha un enorme bisogno. Tanto per dirne una, con la zona economica speciale la Sicilia potrebbe avere l'IVA al 10%, l'IRPEF al 20%, l'IRPEF o l'IRES sul reddito d'impresa al 15%, più magari una modestissima tassazione sui ricavi o sui redditi da capitale, no? E questo naturalmente farebbe della Sicilia una tigre del Mediterraneo. In un certo senso faremmo concorrenza a Malta, che in 30 anni, 40 anni di indipendenza è passata da paese sottosviluppato e colonizzato a tigre del Mediterraneo. Ecco, la Sicilia oggi è un paese colonizzato, è un paese in cui i nostri ragazzi sono costretti ad emigrare, in cui gli imprenditori cercano di sopravvivere strangolati dal fisco e dalle banche. Con questo nostro progetto, che è un progetto legittimo, non è un progetto eversivo, noi riusciremmo a raggiungere in fretta degli obiettivi minimi di sopravvivenza. Restiamo un partito indipendentista, ma l'indipendenza può essere costruita soltanto a partire da un'indipendenza economica, che è quella che noi puntiamo ad ottenere con la zona economica speciale. Ma io mi chiedo difatti perché molti siciliani hanno paura di diventare adulti. L'indipendenza spaventa, noi insegniamo ai nostri bambini di diventare sempre, autonomi, e perché la Sicilia non dovrebbe essere autonoma? Ma perché noi scontiamo un sistema formativo e informativo che è tutto mirato a fare dei siciliani un popolo complessato e autorazzista. Noi siamo vittime di una sorta di complesso di Stoccolma, in cui il prigioniero si affeziona al proprio carceriere. Ora, la nostra operazione non è soltanto politica, è anche culturale. Noi stiamo spiegando ai siciliani che i passaggi fondamentali e quello che deve fare il popolo siciliano è quello di liberarsi dalla rappresentanza dei partiti italiani. Non dico per votare tutti siciliani liberi, magari sì, però possono dotarsi anche di partiti di diversa estrazione culturale politica, purché siano siciliani. Soltanto quando avremo partiti autenticamente siciliani e non subalterni a quelli nazionali potremo dare un giudizio sulla nostra capacità di autogovernarci, la nostra capacità, intendo dire come esseri umani, antropologica. Sulla nostra capacità economica, lasciatemi dire da economista che la Sicilia è una terra ricchissima di fonti di energia, di beni culturali, di beni ambientali, di risorse umane, e quindi in surplus. Non è una regione che ha bisogno di sostentamento dall'esterno, anzi è una nazione che, sfruttata dall'Italia, ne costituisce lo sgabello e viene saccheggiata ogni anno.
quindi noi da soli certamente potremmo fare molto meglio. Abbiamo fatto già un primo passo su questa tornata elettorale. A proposito, cosa ne pensa lei personalmente? Com'è andata? Allora, a un anno dalla costituzione del nostro movimento ci siamo presentati soprattutto in due realtà, una piccolina, un piccolo paese del Vallone, Santa Caterina Villarmosa, e nella capitale, a Palermo, dove naturalmente la sfida è stata ancora più grande. Sì. I risultati sono confortanti. Noi sapevamo che a primo turno, che a prima volta non potevamo certamente esprimere un consenso maggioritario. Ha pesato la diffidenza nei confronti dei partiti nuovi, il pregiudizio del voto utile, una informazione che ci ha censurato e una legge elettorale che con le liste multiple ha favorito soprattutto nella capitale il trascinamento. Ebbene, nonostante tutti questi handicap, noi abbiamo preso quasi il 2% a Palermo e più del 3% a Santa Caterina Villarmosa, e consideriamo questi risultati eccezionali se, togliendo le liste civiche o le cosiddette liste a acchiappavoti, partiti blasonati hanno preso poco più di noi. Il Partito Democratico, ammucchiandosi con l'Unione di Centro di Alfano, sono arrivati a poco sopra l'8% e sono partiti che sono al governo a Roma. Lo stesso Movimento 5 Stelle, che con il vento in poppa è arrivato al 13% come lista, quindi non c'è quella sproporzione tra noi e i nostri competitori. Noi siamo, questo ci hanno insegnato queste ultime elezioni amministrative, siamo un soggetto politico siciliano a pieno titolo. Bene, io la ringrazio moltissimo. Personalmente devo dire che per me è stata una grandissima esperienza. L'11 si è chiusa appunto questa tornata elettorale e voglio dire a tutti quanti che sono nuovamente in campo, come avete ben visto, e siamo nuovamente uniti. Siciliani Liberi continua. Grazie per averci visto ed ascoltato. Alla prossima. Fra poco ci risentiremo per decidere cosa fare alle elezioni regionali e alle elezioni politiche. Noi non siamo liste morti e fuggi, noi siamo al servizio dei siciliani e state tranquilli che non vi abbandoniamo mai. Crederci sempre, arrendersi mai. Grazie a tutti.